Dopo la fuga dalla provincia per la crisi economica, il numero di stranieri residenti nella Marca torna a crescere, diminuiscono invece i richiedenti asilo, nessuna invasione, ma la politica ha aumentato la paura, l'accusa di Donna Baratto dell'associazione Migrantes. L'autonomia delle regioni rappresenta un valore costituzionale e contribuisce a qualificare l'unità nazionale. Importanti parole di Mattarella oggi nel discorso di auguri con le alte cariche dello Stato. Zaia dice: il governo colga il monito del Presidente. Allarme e sicurezza, ladri in azione, in pieno giorno a Varago di Maserata, furti, tentati furti nella zona vicino all'asilo, preoccupazione e rabbia tra i residenti. A Treviso 19enne trovato dalla polizia a bordo di un'auto rubata, in possesso di centinaia di chiavi di un telepass, bottino della razzia in concessionaria, era stato scarcerato da pochi giorni. Grave incidente domestico a Possagno, 23enne investito da una fiammata causata da una fuga di gas in casa, il giovane è ricoverato nel centro grandi ustionati di Padova. Domani è venerdì, un doppio commiato in abitorio ad Olo e Treviso per la 24enne di Preganziol morta nell'incidente di Santa Maria di Sala nella Domenica di Sangue sulle strade venete. Stasera la strage dei giovani sotto i riflettori di 20 e 10. L'allarme della CGIL, i comuni trevigiani ormai al collasso per il mancato turnover del personale, 700 dipendenti in meno in 8 anni. Un vero e proprio videoclip per festeggiare il Natale, l'augurio ai parrocchiani di Don Franco Marchi, prete rock di San Floriano a Castelfranco. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali si apre dunque, l'avete visto e sentito dai titoli, con il rapporto sulla presenza degli stranieri nella Marca trevigiana. E allora dati, cifre e commenti nel nostro primo servizio. Negli anni della crisi in molti erano ritornati nei paesi d'origine o semplicemente avevano cambiato meta. Nel 2018 la fuga si è arrestata, confermando l'inversione del trend già registrata nel 2017. Torna a crescere il numero di residenti stranieri in terra di Marca, in tutto 93.074, 1.755 persone in più rispetto all'anno precedente, quasi un più 2%, 48.000 le donne, 45.000 gli uomini. Di questi poco più di 20.500 sono minori. Questa è la principale tendenza contenuta nel 16° rapporto sulla presenza dei cittadini stranieri. Romania, Cina, Marocco, Albania, Macedonia e Kosovo i principali paesi di provenienza. La maggiore incidenza sulla popolazione residente, ovvero il 18,5%, si conferma a Mansuè, dove quasi 8 stranieri su 10 sono rumeni. Seguono San Polo e Porto Buffolè. Nel 2018 sono calate le acquisizioni di cittadinanza, meno 28%, anche se in 15 anni i nuovi cittadini italiani nel Trevigiano sono stati 43.000. Calati del 60%, complici minori sbarchi, i permessi di soggiorno per asilo e protezione umanitaria. In aumento invece i permessi per ricongiungimento familiare, il 72% del totale. La presenza importante e continua di permessi di soggiorno, di nuovi permessi di soggiorno per il ricongiungimento familiare, dicono che la scelta fondamentale è quella, se possibile, di rimanere. E rimanere significa avere un lavoro. Il 10,6% degli occupati è straniero, risorse che per il sindacato restano fondamentali. Oggi posso rilevare che abbiamo certe aziende molto importanti nel nostro territorio dove la prevalenza di immigrati è così alta che se non ci fossero chiuderebbero. Questa è la statistica, altra storia la percezione del fenomeno immigrazione. Direi che c'è paura, è aumentata la paura perché è stata anche fatta aumentare. Dire che è aumentata l'ideologia razzista sarei molto più cauto a dirlo. Certo che fomentare le paure non aiuta nessuno. E adesso l'autonomia. Ieri abbiamo raccontato della dura reazione del governatore Zaia al nuovo stallo a Roma. Nel governo si continua a discutere tra freni e rallentamenti. Ieri il governatore Zaia se l'è preso con Renzi e Italia Viva. Oggi parole importanti da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'autonomia delle regioni rappresenta un valore costituzionale e apporta un contributo di grande rilievo che qualifica l'unità nazionale. Lo ha detto il Capo dello Stato nel discorso di auguri di fine anno alle alte cariche dello Stato. E da Venezia non si è fatto attendere il commento proprio di Zaia, che ha detto: condivido e ringrazio il Presidente della Repubblica perché da raffinato costituzionalista spiega bene che l'autonomia non è l'invenzione di qualche audace o come qualcuno all'interno del governo continua a voler interpretare, ma un diritto previsto dalla Carta fondamentale della Repubblica. Il governo, conclude Zaia, colga nella sua interezza, nella sua assoluta autorevolezza questo monito del Presidente della Repubblica e ci convochi con la massima urgenza a firmare le intese. Adesso la pagina della cronaca che si apre nuovamente, purtroppo con l'allarme furti, stavolta a Varago di Maserata.
Io personalmente ho sentito l'allarme perché abitiamo qui in questo condominio, quindi ho sentito l'allarme e sono uscita fuori, però non ho visto nessuno. Sono le 17:30 in punto quando l'allarme di questa casa di via Gorizia mette in fuga i ladri, momenti concitati che richiamano l'attenzione di tutto il vicinato, anche perché poco dopo arrivano i carabinieri. Il tam tam parte anche sui social e parla di almeno 2 uomini incappucciati che si aggirano nel centro di Varago, a pochissimi passi dall'asilo. Che non si tratti di una psicosi lo scopre un'ora e mezza dopo anche quest'uomo residente proprio in via Gorizia, a 20 metri in linea d'aria dall'abitazione dell'allarme. Difficile capire se qui i ladri siano entrati in azione prima o dopo le 17:30. Noi eravamo via, siamo arrivati a casa e ci siamo trovati la sorpresa che erano entrati da una finestra del salotto, ma ci siamo accorti dopo mezz'ora di essere arrivati. E qui è scattato il più classico tra i copioni. I ladri sono entrati dalla finestra sul retro e si sono diretti nella camera al secondo piano. Hanno rivistato tutto, hanno sparpagliato tutto per le camere e sono andati e hanno trovato 2 o 3 cosucce di oro e basta che avevamo. Soldi non ne hanno trovato. A Varago c'è apprensione non tanto e non solo per i furti quanto per la tempistica, in pieno pomeriggio in una zona comunque frequentata anche per la vicinanza dell'asilo. Comunque si prova una brutta cosa e una rabbia che non saprei come definire. Purtroppo ormai è così. Io ho anche paura per mio figlio perché alle 5:30 io sono a casa col bambino, quindi un po' di paura c'è. E proprio per contrastare i furti sono stati intensificati in questo periodo, come sappiamo, da parte dei carabinieri e anche della questura, i controlli della questura che hanno portato all'arresto di un 19enne trovato a Treviso a bordo di un'auto rubata. Il ragazzo era stato scarcerato da pochi giorni. Era tornato in libertà solo da pochi giorni, alle spalle vari precedenti per furto in abitazione e di automobili. Quando gli agenti delle volanti di Treviso la scorsa notte intorno alle 4:30 lo hanno notato a bordo di un'auto di grossa cilindrata in una laterale di via Terraglio, il 19enne di origine ucraina è sceso dalla macchina e ha tentato di scappare. I poliziotti lo hanno però raggiunto e bloccato. In un successivo controllo della vettura questa è risultata rubata il 12 dicembre in un concessionario del veneziano. Il ragazzo è stato poi trovato in possesso di un centinaio di chiavi di macchine e di un telepass, anche questi sottratti dal rivenditore d'auto. Gli uomini della squadra mobile hanno poi provveduto a perquisire l'abitazione del 19enne, cui è stato rinvenuto altro materiale utile alle indagini. Il giovane è stato arrestato per ricettazione. Questa mattina si è tenuto il rito direttissimo che si è concluso con l'applicazione della misura cautelare in carcere. Le indagini della polizia però non si fermano qui. Si vogliono infatti verificare eventuali collegamenti del 19enne con gruppi criminali. Adesso a Possagno per un grave incidente domestico. Possagno, è grave un 23enne di origine marocchina che stamattina ha riportato ustioni al volto, al torace, alle braccia a causa delle fiamme divampate nella sua abitazione in via Olivi. Pare che a provocare le lingue di fuoco sia stata una fuga di gas all'interno della casa. Sul posto i sanitari del SUEM di Crespano che hanno intubato il giovane e li trasportato in un primo momento causa nebbia all'ospedale di Treviso. Appena le condizioni meteo l'hanno concesso, dal Cafoncello è stato trasferito al centro grandi ustionati di Padova. Adesso torniamo a parlare di sicurezza sulle strade. Domani e venerdì 2 momenti di commiato per Greta Benedetti, la giovane mamma di soli 24 anni di Preganzeol, morta domenica scorsa nel tragico incidente di Santa Maria di Sala in sella allo scooter, in questa domenica di sangue davvero che ha funestato il Veneto. L'ultimo saluto verrà celebrato dunque in 2 occasioni che si terranno questo giovedì, quindi domani dalle 13 alle 15:30 all'ospedale di Dolo. Venerdì invece la salma farà ritorno nella Marca e dalle 9 alle 14 resterà nell'obitorio dell'ospedale di Treviso. E dopo questi 2 momenti di commiato Greta Benedetti verrà sepolta nel cimitero di Cairano San Marco, sempre nella giornata di venerdì. E un incidente grave a Trevignano poco meno di mezz'ora fa all'altezza del distributore Galoil di via Roma. Sul posto ci sono tuttora i vigili del fuoco, gli operatori di soccorso del SUEM allertati per un codice rosso e gli agenti della Polstrada di Treviso. Le operazioni sono ancora in corso, le dinamiche da valutare. Ci sarebbero dei feriti, quello che è certo è che a causa del traffico e degli incolonnamenti si è verificato anche un tamponamento che ha richiesto l'invio di altre pattuglie. Quindi una situazione in evoluzione, perché l'incidente è accaduto davvero poco meno di mezz'ora fa a Trevignano, lo ripetiamo, all'altezza del distributore Galoil di via Roma, quindi situazione anche problematica per il traffico. Qualche ora fa invece, nella giornata di oggi, un altro incidente grave a San Zenone degli Ezzelini.
San Zenone degli Ezzelini, incidente stradale nel pomeriggio in via Boschier. Un cittadino macedone di 37 anni è stato trasportato in ospedale a Treviso con l'elisoccorso a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. L'uomo, per causa in corso di accertamento, forse durante una manovra di sorpasso, ha urtato un muretto di recinzione. L'urto frontale è stato violento e le condizioni del 37enne sono parse subito molto serie, tanto da richiedere l'intervento sul posto dell'elicottero del SUEM 118 per il trasporto al Caffoncello. Parliamo di lavoro adesso, nulla di fatto per la tessitura Monti. Il Tribunale delle Imprese di Venezia si è infatti preso alcuni giorni ancora di tempo per verificare la percorribilità dell'iter che, in base alla richiesta della proprietà, dovrebbe portare la storica fabbrica di Maserata al regime di amministrazione straordinaria. La strada alternativa è quella del fallimento, che non lascerebbe scampo ai 260 lavoratori dello stabilimento, dove anche oggi c'era molta ansia e trepidazione per la sentenza che comunque, ha assicurato il giudice, arriverà prima di Natale. Ore di attesa e dunque di ansia anche oggi in fabbrica, dove i 260 lavoratori hanno comunque continuato a garantire la produzione. A proposito di economia, il bilancio di fine anno oggi per la Confartigianato di Castelfranco Veneto: cresce l'occupazione, ma i vertici accusano tasse e burocrazia soffocano le nostre imprese. Chi ci governa oggi probabilmente ha lavorato poco o non sa cosa vuol dire gestire un'impresa. Oggi stanno sicuramente soffocando le nostre imprese, mettendo sempre delle nuove normative che a noi non servono a nulla. Non le manda a dire il presidente di Confartigianato Castelfranco, Oscar Bernardi, al governo e alla continua introduzione di nuove norme più o meno sensate, secondo le imprese. L'associazione castellana chiude l'anno con un dato positivo, più 7% di occupati, ma con un elevato numero di aziende che continua a chiudere. Dicembre è mese pesante sul fronte delle uscite, basti pensare che il mondo produttivo trevigiano spenderà in tributi e vari adempimenti qualcosa come 1 miliardo di euro. La pressione fiscale è ancora elevata ed è, secondo me, più preoccupante che negli anni passati, perché questo implica il fatto che alle aziende non rimane nulla per poter poi investire nelle proprie attività. Se vogliono combattere l'evasione, le cose sono semplici, basta che ci vengano a chiedere a noi come fare. Se poi vogliono comunque aumentare la possibilità a queste aziende che possono avere un po' di redditività, bene. Se le aziende non hanno redditività sicuramente non investono e sicuramente poi alla fine chiudono. Di buono c'è che alle realtà artigiane si riaffacciano finalmente i giovani, come sottolinea il neo vicepresidente Andrea Scapinello. Soprattutto anche perché sono emersi nuove figure professionali, tutte legate comunque a un progresso tecnologico, a un modo diverso di intraprendere certi processi produttivi. Servizi come estetista, come parrucchieri, tutto quello che riguarda il mondo della persona. È vero anche nel settore della filiera della casa, quindi l'edilizia in generale, in tutti i suoi comparti, e come al solito la meccanica, che fa un po' la parte da padrone, diciamo, come numeri, perché siamo circa intorno, per le nostre aziende, intorno quasi al 40%. A proposito di dipendenti, ma dipendenti comunali in questo caso, un crollo negli ultimi anni, la mancanza di turnover nei comuni e quindi l'allarme della CGIL. O si cambia passo, altrimenti, voglio dire, rischiamo di depauperare un intero patrimonio costituito dagli enti locali. Organici ridotti, comuni trevigiani al collasso per la CGIL. Dall'analisi dei dati del conto economico della Ragioneria dello Stato risulta che i municipi trevigiani abbiano perso 700 dipendenti in meno di 8 anni, 350 in meno solo nell'ultimo triennio. Ma sono parecchi anni che tirano la carretta, ci sono interi servizi sguarniti, penso ai servizi sociali, penso ai servizi all'anagrafe, ai quali si sono aggiunti altri ulteriori servizi che fino a prima reggevano, come i tributi, come i lavori pubblici. Cioè, i lavoratori oggettivamente non ce la fanno più. Responsabile della situazione per Bernini la compressione generalizzata della spesa pubblica, che non ha puntato sulla semplificazione della burocrazia, ma sul taglio del personale. Questo è frutto di 10 anni di politiche di austerità, dove tutti si sono riempiti la bocca di federalismo, ma hanno agito in maniera opposta. E cioè hanno cercato di far cassa attraverso la compressione delle assunzioni e la compressione dei salari dei lavoratori. Laddove i comuni siano in condizioni di sostenibilità economico-finanziaria, debbano essere, come dire, liberate risorse e possibilità sia di assunzione sia di remunerazione del personale.
Prosegue l'azione contro gli ecovandali che pensano bene di gettare le immondizie di casa nei cestini pubblici. Inizia così il post su Facebook dal sindaco di Treviso Mario Conte, che ha voluto mostrare, pur con i volti oscurati, le immagini immortalate dalle fototrappole posizionate dalla polizia locale contro chi, invece di smaltire correttamente l'immondizia, intasa i cestini pubblici. Pesante la sanzione perché viene scoperto ben 400 euro. I furbetti che mancano di senso civico, conclude il sindaco Conte, sono avvisati. E adesso a Castelfranco e parliamo degli auguri di Natale davvero particolari che sono arrivati sotto forma di videoclip da parte di un prete che definire rock è poco, Don Franco De Marchi. Guardate. Un Gesù rock che invita a vivere una fede rock. Ecco il regalo di Natale che Don Franco De Marchi, prete di San Floriano a Castelfranco, ha deciso di fare ai suoi parrocchiani, pur dedicandolo alla mamma Rita. Un video dalle atmosfere underground dove chitarra e batteria la fanno da padrona. Il brano, scrive nel suo blog lo stesso parroco, è uno stimolo affinché si viva una fede più cristiana, quindi umana, una preghiera, quasi un'invocazione. Vieni Signore Gesù, fin dal mattino ti cerco, voglio restare insieme a te, vieni e non tardare, Maranatha. Rendere la vita un capolavoro, questo l'augurio per Natale del prete rock di Castelfranco, nato a Salvarosa nel 1951 e ritornato da poco nella Castellana dopo aver guidato diverse comunità in giro per l'Italia, da Genova a Bologna. Una fede che da rock diventa anche rap, lontana anni luce dai placidi canti di Natale, ma il messaggio è comunque di speranza. Quando il cielo guardo, incrociami lo sguardo e non c'è ora scura, oggi non ho più paura. Tu sei la cornice, quella con la luce, tu sei la parola, la più bella che si dice. Non guardare in alto, lui non è... Adesso pochi istanti di pubblicità e poi le notizie dal Bellunese. Rieccoci in studio in diretta e allora la pagina delle notizie dal Bellunese. A partire ovviamente dal caso ACC Wanbao, dopo il vertice di ieri al Mise, il passo avanti deciso verso l'amministrazione controllata. Cauto l'ottimismo della FIOM, Maurizio Castro è l'uomo di punta indicato dal governo per il rilancio dello stabilimento. Grazie all'interessamento anche del Premier Conte che si è attivato nella settimana scorsa per richiamare l'ambasciata cinese, siamo arrivati a un momento in cui si apre la possibilità di fare le verifiche per l'amministrazione straordinaria. Punto e partita per il governo che al tavolo del Mise ha riaffermato la volontà di salvare ACC Wanbao. Il commissariamento e quindi l'amministrazione controllata che dovrà essere validata dal Tribunale rappresenta il passo in avanti importante per permettere allo stabilimento di Mella di avere una continuità produttiva. Occorre adesso fare le verifiche sul bilancio del 2019, queste verifiche potranno essere fatte entro il 31 gennaio del 2020 e a questo punto poter capire se vi sarà questo passaggio per il commissario straordinario. L'uomo su cui viene riposta fiducia incondizionata è Maurizio Castro, che già in passato e proprio per ACC ha rivestito medesimo ruolo e che ha già confermato le possibilità di mercato presenti in Europa. Cauto è l'ottimismo del sindacato, della FIOM in particolare. Questo percorso è un percorso complicato, denso di incognite e noi abbiamo chiesto di avere periodiche verifiche rispetto a questa volontà espressa. Esprimiamo una moderata soddisfazione, però non siamo fuori dal tunnel. Fiduciosi lavoratori che hanno atteso l'esito dell'incontro davanti al Mise. È chiaro che abbiamo comunque un'apertura, abbiamo una possibilità che va perseguita, noi però come organizzazione sindacale non ci sentiamo di dire che abbiamo trovato la soluzione. Ai lavoratori le espressioni di elogio da parte di tutti perché, come ha ribadito il ministro D'Incà, sono l'espressione di un intero territorio unito e di dipendenti che già in passato hanno dimostrato il proprio legame con l'azienda, riducendosi lo stipendio del 50% così da permettere all'allora commissario di acquistare le materie prime. Nei giorni scorsi abbiamo parlato delle impietose cifre, il muro dei meno 200.000 abitanti nella provincia di Belluno e allora la stessa provincia vara un piano antispopolamento urgente, è il caso di dire, in 6 mosse.
Il punto di svolta nelle dinamiche demografiche della provincia di Belluno è di vitale importanza. Preso atto dei dati elaborati dall'Ufficio Statistica di Palazzo Piloni, per le istituzioni tutte è ora di passare all'azione. In che modo? La provincia ha messo nero su bianco un piano, 6 azioni, 6 che combinate tra loro possono ridare slancio al territorio invertendo la rotta già assegnata dello spopolamento. È sicuramente un percorso non facile, che deve essere a medio e lungo termine, perché la bacchetta magica non l'abbiamo, però almeno adesso abbiamo una fotografia precisa della situazione. Non è un libro dei sogni, dice Padrin. Il programma non richiede particolari sforzi finanziari, ma azioni integrate e appoggio dello Stato. Si parte dall'alta specializzazione per trattenere le imprese, attrarre investimenti e formare i giovani con profili utili allo sviluppo del territorio, cui deve essere garantita la permanenza di presidi fondamentali in alta montagna attraverso la riqualificazione della filiera forestale e agroalimentare. Di oggi l'emendamento del PD alla legge del bilancio che stanzia 30 milioni l'anno per 3 anni a favore del commercio e dell'artigianato in oltre 1000 comuni italiani, tra questi quelli delle aree interne individuati in Comelico e a Gordino. Il piano prevede lo sviluppo e il rilancio del settore del turismo in previsione dei flussi che arriveranno con i mondiali di sci 2021 e con le Olimpiadi invernali e si spera anche dopo, magari grazie al potenziamento della linea ferroviaria. Bene perciò il monitoraggio dell'effettivo ripristino dei collegamenti diretti con Padova e Venezia, e però si punta ad avere almeno un collegamento diretto al giorno con Roma e Milano. Il progetto prevede aiuti alle famiglie per agevolare, perché no, attrarre nuovi nuclei familiari sul territorio e infine la gestione unica dello smaltimento rifiuti e, in vista della scadenza delle concessioni idroelettriche, un programma preciso che consenta alla provincia di gestire direttamente gli impianti e la produzione di energia elettrica. A 20:10 questa sera torneremo a parlare della strage dei ragazzi, così è stata chiamata in questi giorni, perché ancora una volta le tante vittime lasciate appunto sulle strade del Veneto. Lo faremo con Paola Conte Bortolotto, la presidente dell'Associazione Vittime della Strada di Treviso, e con Marino Biscaro, che è stato dirigente dell'Ufficio Sicurezza Stradale della provincia di Treviso, una provincia che fu funestata da tanti incidenti, nella quale nacquero le prime campagne shock. E adesso la nostra rubrica dei presepi, il tuo presepe, Natale 2019. Allora, come sempre, i riferimenti per segnalarci la vostra natività, redazione @antena3.it, per mandarci una mail nella quale, mi raccomando, dovete scrivere il vostro indirizzo, lasciare un riferimento e anche descrivere un po' com'è il vostro presepe, oppure 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure se invece volete fare voi le riprese del vostro presepe, lo potete fare e inviarci il video a 351 175 5340. Allora, proprio di questa modalità parliamo questa sera, perché vediamo una sorta di mix di 3 natività che ci sono arrivate proprio grazie al nostro numero WhatsApp, le natività realizzate dalle famiglie Dal Colle, Paro e Stalliviere nei comuni di Paese, Casier e Pederobba. E con queste natività, con questi presepi ci salutiamo e vi lascio al meteo. Arrivederci. King to see, pa-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Peace on earth, can it be? Years from now, perhaps we'll see. See the day of glory. See the day of living peace. So peace on earth when we come. Every child must be made.
Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Tempo spiccatamente instabile sul nostro territorio, ma clima mite e inverno temporaneamente in pausa, per così dire. Vediamo il dettaglio di giovedì 19 dicembre. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con ampie pause asciutte al mattino, piogge poi via via più diffuse dal pomeriggio, localmente anche forti. Ancora venti di scirocco con valori termici oltre la media e caldo anomalo, minime tra 6 e 11 gradi, massime comprese invece tra 10 e 15 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con piogge diffuse un po' su tutte le province. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 14 e 15 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo rovesci un po' dappertutto, pause più soleggiate sui confini alpini. Temperature minime sui 5 gradi, massime sui 10 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.